Musica in Villa a Croce di Musile di Piave, una serata di musica lirica italiana con grandi interpreti. Vediamo il servizio. Il giardino di Villa Rorato a Musile di Piave è diventato per una notte palcoscenico di un concerto spettacolare. La location, la scelta dei brani tra romanze e duetti d'amore, tra i più noti agli appassionati della lirica e soprattutto le voci degli interpreti hanno regalato al pubblico presente momenti indimenticabili. I brani erano accompagnati al pianoforte da Enza Ferrari, diplomata in pianoforte a pieni voti a soli 15 anni. Vanta nel suo percorso professionale numerose collaborazioni in Italia e anche all'estero. Voce femminile quella del soprano Daniela Benori, ha eseguito diversi concerti organizzati dalla Fenice e interpretato il ruolo di musetta in Bohème di Gilda nel Rigoletto in vari stati europei. Per il ruolo di tenore invece Raul Deramo, artista poliedrico, è stato impegnato anche come attore e regista di musical, per poi passare stabilmente al teatro d'opera. Per la sua ultima interpretazione ne Il cappello di paglia di Firenze di Nino Rota ha ricevuto una menzione speciale sulla rivista L'Opera. Tra il pubblico presente anche il vice sindaco Vittorino Maschietto, che proporrà all'amministrazione di attivarsi per sostenere iniziative culturali di questo tipo.